se possibile. Dopo torniamo. Allora, ho tolto la parola a entrambe. Prima lei, segretaria. No, io volevo solo portare l'attenzione su un elemento, veniva prima ricordato, un elemento cardine però dell'Europa intesa come Europa dei diritti, Europa sociale, che è la laicizzazione dello Stato. Attenzione perché insomma, anzi è proprio uno degli elementi fondanti sul quale poi l'Europa ha deciso di condividere una solidarietà che sta sull'elemento della laicizzazione, perché stiamo comparando con paesi in cui si sono fatte scelte storiche e legate anche ad indirizzi religiosi. Noi viviamo in uno Stato laico di diritto dove comunque poi la pratica religiosa è una pratica di carattere personale. No, lei faceva prima riferimento di una serie di elementi legati anche a quello che è la pratica religiosa, eccetera. Certo, a parte l'Iran, che è Repubblica Islamica, sono paesi Infatti laici. Io facevo riferimento a chi invece non ha come elemento cardine l'elemento laico. L'altra questione che mi sento di dire è il problema che prima, non so se veniva toccato anche dall'esponente della rappresentanza europea, su quello che riguarda Lisbona e il problema cardine dell'immigrazione, che è una materia di competenza dei singoli Stati. Allora questo è un elemento determinante, perché si era tentato di cercare di ragionare sull'immigrazione a 360 gradi dentro, ripeto, non un'Europa finanziaria ma un'Europa dei diritti e di confronto generale su tematiche non solo della libera circolazione delle merci ma anche della libera circolazione delle persone. Questo è un tema determinante. Mi sento di dire, perché venivo chiamata in causa sull'aspetto invece dei fatti di Colonia, ci ritorno un secondo, non ho assolutamente detto che i fatti non siano gravi e che non tocchino quello che è l'elemento personale, diretto di chi è stato colpito, ma cerchiamo di valutare questi fatti su quello che poi le indagini e chi ha responsabilità dovrà, come dire, valutare su un aspetto di carattere penale che è personale e non collettivo, perché attenzione, questo può generare mostri se noi ragioniamo su un collettivo rispetto ad azioni penali perseguibili dal punto di vista personale. Questo è fondante perché guardate che si creano veramente, la storia ne è piena di questi atti di carattere collettivo rispetto invece ad azioni che sono strettamente personali. Poi ragioniamo. Ma personali, ma collettive. Guardi, la gravità secondo me che viene sottovalutata nel tuo ragionamento è l'effetto branco. Allora ci diamo appuntamento con SMS, ci ritroviamo tutti con la stessa finalità o comunque la stessa direzione per compiere un atto penale, certamente personale, ma collettivo, perché non avrebbe avuto Scusi Presidente, lei è un magistrato rispetto. tedesco che sta indagando sulle indagini di Colonia. Mi permetta, io le sto dicendo che questi fatti verranno verificati dalla magistratura e che a mio avviso non sono da collegare e legare ad una questione squisitamente e legata singolarmente ad elementi di carattere culturale, perché se no si deve fare una verifica, una certificazione che non è praticabile su chi queste persone, quanto vivono in Germania, se sono richiedenti asilo, se sono profughi, se episodi sono analoghi. analoghi in Europa che possono essere ricordati. Io non ne ricordo. Che a mio avviso questo può essere un elemento, per il ragionamento che lei sosteneva, un elemento che può essere fuorviante e anche molto pericoloso a mio avviso. Poi un ragionamento sulle culture veniva fatto prima da chi ha un pochino di più esperienza rispetto a noi, mi metto in primis, che forse è un ragionamento molto più generale rispetto a dei fatti di cronaca e che sono al vaglio delle autorità no, ma competenti. infatti sono tutti i punti di vista che vengono espressi. Prego, secondo Presidente. me 200 donne che hanno subito violenza sono un dato oggettivo. 500. Perché 500. Dopo nella verifica, però sono partite ad una e si sono date coraggio ad una. Cioè, forse non ci rendiamo conto di che cosa può provare una donna a dover riferire. No.
e a raccontare di violenze di questo genere. Lei ha collegato... fammi finire, si tratta di un evento senza precedenti che certamente non può essere mortificato o comunque minimizzato dicendo sì vabbè adesso non facciamone una tragedia. Sì, ne facciamo una tragedia. Tu dici la responsabilità è personale, certamente è personale, ma è avvenuto in un contesto assolutamente peculiare, mai visto prima. Primo. Il secondo punto che mi dispiace, ma sul quale proprio non sono d'accordo con te, è la valutazione rispetto allo Stato laico. Senz'altro lo Stato italiano è laico, ma la carenza di valori o comunque il decidere consapevolmente che l'Europa non vuole più difendere nulla di quello che fa parte, di quello che è la sua tradizione, la sua cultura, il suo passato e tutto quello che sono le nostre tradizioni, francamente non credo che possa corrispondere al sentire dei cittadini. Allora, che diciamo che lo Stato deve essere laico è un discorso, ma che vogliamo dire che l'Italia o comunque l'Europa è un paese che ha una tradizione e una cultura cristiana è un altro dato di fatto, non può essere dimenticato. E più lo minimizziamo, più lottiamo contro noi stessi, più diamo spazio all'inserimento di culture che invece hanno delle tradizioni religiose molto forti che difendono anche con la violenza. Allora, l'arretrare in uno spirito di democrazia, di tolleranza, di amorevole condivisione fa sì che colui che invece è più motivato, più forte e più deciso possa interpretare la tolleranza come un segno di debolezza, inesistenza e nullità. Questa è la mia opinione. Su questa tua opinione io sono perfettamente d'accordo, è un problema identitario, siamo tutti d'accordo, credo che sia un problema culturale, che non c'entra nulla l'etnia, nulla la razza, nel 2015 non si può più parlare di ciò. Bisogna ricondurre tutto a un problema culturale. Il multiculturalismo è possibile? Questa è la domanda. È possibile all'interno di uno stesso Stato? Secondo noi è possibile soltanto se si fa sintesi attorno alla cultura dello Stato che ti ospita. Quindi di nuovo torniamo al discorso del rispetto. E riconduciamo tutto lì anche la questione dell'integrazione, perché l'integrazione è una parola che ci si riempie spesso la bocca con la parola integrazione, ma cos'è l'integrazione alla fine? Perché concretamente bisogna arrivare lì. A Verona, ad esempio, in merito agli immigrati, innanzitutto l'integrazione deve avvenire all'interno di un contesto di perfetta legalità, non si può sgarrare, anche integrazione sia con i comunitari sia con gli extracomunitari. A Verona, sempre all'interno dell'ambito immigrati, è stato fatto un protocollo d'intesa l'estate scorsa tra Comune di Verona, AMIA, che è l'azienda che gestisce la pulizia strade, le pulizie giardini e le immondizie, la prefettura, che è l'ente che gestisce gli immigrati, e le strutture che li ospitano. Abbiamo detto, è stato detto, l'ospite in questo caso deve rimanere qui un anno perché è il tempo, secondo noi troppo lungo, però è il tempo perché le commissioni rilascino o non rilascino il permesso. In quest'anno non può bighellonare in hotel, in quest'anno deve quantomeno darsi da fare con lavori socialmente utili, e in base a questo protocollo d'intesa 30 immigrati hanno prima pulito il giardino della Giarina, poi hanno pulito i giardini di Bosco Buri a San Michele. Sono andati da fare. Insomma, quindi, però sempre all'interno di un contesto di legalità. Una volta passato l'anno però, e quando ti viene negato il permesso di soggiorno, e lì inizia un altro problema, perché questi fanno ricorso, tutti fanno ricorso. Okay. Allora noi abbiamo una proposta di legge, spero che la collega, vengo io a fartela firmare, per la quale abbiamo promosso una gazzebata il 23 e il 24 di gennaio prossimo. È promossa dall'onorevole Pratraviera, che immagino conosci benissimo, la quale dice semplicemente due cose. Una, che un anno di tempo per avere il permesso è troppo lungo, bisogna arrivare a 5 mesi, non di più. Come ci arriviamo? Sicuramente raddoppiando le commissioni. Mettiamo una commissione per provincia.
Tanto, quindi accorciare i tempi. Accorciare i tempi. Le hanno moltiplicate, perché ne sono state create 4 nuove in Veneto, sì, ce ne sono 40, che fanno 110 però per certo, capirci, sì, e fanno 8 richiedenti al giorno a persona per 4 persone, quindi sono 32. Come fai a... Vabbè. No, non ce la fai. Posso dire una cosa? Volevo finire con la, sì, prego. con la proposta. E la seconda è la parte più importante. Dal momento che ti viene negato, il ricorso lo conti o lo attendi nel tuo paese di origine. Chi li rimanda indietro però. E possibilmente non con il gratuito patrocinio, e cioè utilizzando avvocati sempre pagati da noi. Certo, sei d'accordo? La faccio firmare. La tua proposta dopo la vedrò. Comunque in linea teorica. C'è la pubblicità che incombe. Vabbè, allora dopo, facciamo così, andiamo in pubblicità che ce la togliamo un attimo questo break. Seguiteci, restate con noi perché stiamo adesso vedendo anche altri risvolti che ci possono essere. E a questo proposito poi entreremo anche il discorso che era stato accennato, non mi ricordo se dalla Presidente o dalla Segretaria, che aveva accennato prima, che era stato proposto da Renzi di togliere il reato di clandestinità. Se non sbaglio uno di voi due, se non ero, quindi vediamo anche questo. Pubblicità.